Sono stati pagati gli straordinari ai dipendenti dell'ULSS 7 per il 2020 e il 2021? A questa domanda dovrà rispondere la giunta regionale coinvolta dal vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, in una questione che potrebbe rivelarsi davvero scottante. In questi giorni ho ricevuto alcune segnalazioni sia da medici ma anche di infermieri ma anche di alcuni sindacati che lamentano proprio il fatto che devono ancora ricevere i soldi degli straordinari del 2020 e del 2021. Finco ha formalizzato un'interrogazione a risposta immediata che è già stata protocollata. Un tema, quello degli straordinari non pagati, che getta nuova luce sulla gestione dell'ULSS 7 in un periodo, quello della pandemia, nel quale la sanità della Pedemontana è stata in prima linea. Primari, medici, infermieri, operatori sono stati letteralmente in trincea per combattere il nemico invisibile e si troverebbero con un monte ore di straordinari non riconosciuto a livello economico. 2 anni che sono stati terribili per gli operatori sociosanitari, che sono stati chiamati in prima linea ovviamente per fronteggiare il Covid. Loro non si sono mai tirati indietro, hanno fatto a volte anche 7 giorni su 7, orari veramente folli, e ad oggi, ormai siamo a giugno del 2022, non hanno ancora ricevuto un euro delle straordinarie. E non è tutto. Secondo alcune informazioni, pare che l'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza sia l'unica di tutto il Veneto a non aver ancora pagato gli straordinari. Sentendo alcuni sindacati parlerebbe proprio di sì, cioè sembrerebbe che proprio l'ULSS 7 Pedemontana sia l'unica ULSS del nostro Veneto che deve ancora pagare questi straordinari, però ovviamente insomma, lo verificheremo.